La Chiesa canta Tutta bella sei, o Maria, una lode che richiama il miracolo celebrato solennemente nella comunità di Cicagna, il rinnovamento dell'effigie mariana venerata all'interno del santuario. Maria, ha spiegato il vescovo Alberto Tanasini, non sopporta di apparire nemmeno in un quadro o in un'icona tarlata sbiadita. La bellezza della Vergine non trova riscontro in un ritratto autentico, eppure, ha spiegato Monsignor Tanasini, se ne ha certezza perché Maria è una creatura nuova, completamente investita dallo splendore della grazia di Dio. C'è questa bellezza e questa bellezza in lei è sicura. Ce ne accorgiamo, non è difficile in fondo scoprire che c'è questo tipo di bellezza. Quando incontriamo una persona che può essere anche non particolarmente avvenente, ma che pure ha delle qualità che emergono anche all'esterno, diciamo è una bella persona. La bellezza è comunicata dall'armonia interiore. Ecco perché, ha proseguito il vescovo, questo miracolo ci parla di questa bellezza, un fatto che riguarda ciascun fedele chiamato, nell'incontro con la Madre di Gesù, ad un radicale cambiamento della propria vita. Il miracolo è successo una volta, tanti anni fa, ma il miracolo della nostra trasformazione, della nostra vita nuova, quella può succedere ogni giorno, ogni giorno. Io credo che oggi a Maria dobbiamo chiedere, io e voi, questo rinnovamento della nostra essere, della nostra personalità, il rinnovamento di chi vive l'amore di Dio.